Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3, un'edizione, quella di oggi, che si apre con un'ampia pagina dedicata all'ondata di maltempo che tra stanotte e questa mattina ha interessato la nostra regione, colpendo soprattutto le province di Venezia e di Padova. Complessivamente sono oltre 230 gli interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco, con dei picchi di pioggia registrati a Montegalda nel Vicentino 32 mm, ma soprattutto nell'area del Veneziano con Mira, dove le precipitazioni hanno raggiunto 80 mm in un'ora. Sul fronte idraulico si registrano elevati livelli nella rete secondaria, con l'attivazione di numerosi canali scolmatori e si segnalano anche dei blackout a Mestre, con 3 cabine sotterranee allagate e circa 1000 utenze coinvolte. Per quanto riguarda i trasporti, ci sono stati poi anche pesanti disagi sulla circolazione ferroviaria, che è rimasta interrotta tra Padova e Mestre, con rallentamenti che hanno interessato anche le linee tra Belluno e Venezia. La circolazione poco fa è ritornata regolare, comunica Trenitalia. Secondo ARPAV, nelle prossime ore i fenomeni tenderanno a concentrarsi sulle aree montane, pedemontane e nell'alta pianura, con un graduale miglioramento atteso nei settori centro-meridionali nel corso del pomeriggio. Molte dunque le zone che sono state colpite, dicevamo soprattutto nella provincia di Venezia e di Padova, con strade trasformate in torrenti, garage interrati, allagati. Andiamo quindi subito a Mestre con la nostra Ilaria Marchiori. A te Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio, come hai detto, in uno dei tanti garage che si sono allagati qui a Mestre e dintorni. Tra l'altro apro una parentesi, perché voglio dirvi anche che il sindaco ha informato che la priorità ora è ripristinare proprio la viabilità per permettere ai soccorsi di intervenire rapidamente. Risultano chiusi sottopasso di via Oriago, via Cassolaro, via Brendole, via Gatta, via Vallonna, ma sono già in corso interventi di ripristino, e la centrale Dime del comune allo 041041 sta ricevendo, ovviamente, come potete immaginare, tantissime telefonate e richieste di intervento. Ma dicevamo, qui siamo in una delle vie laterali, insomma nella zona, nei pressi di via Miranese, via Bosso, e come state vedendo dalle immagini di Sandro Ponchio, ci troviamo nella zona di questi garage completamente allagata, e pensate che ora piano piano si sta anche ripristinando lentamente la situazione, perché fino a poche ore fa era pressoché drammatica. Giusto, siamo qui con uno dei residenti, il signor Giovanni. Insomma, lei si è svegliato all'alba perché sentiva appunto la pioggia scendere battente. Ha detto: scendo a controllare, quando si è recato nei garage ha visto il disastro. Esatto, sì, mi sono svegliato alle 7 più o meno, ho sentito che pioveva fortissimo e ho detto mi è venuto come un presentimento, ho detto vado a vedere i garage. C'era già qualche mio vicino che aveva già aperto il garage. Per fortuna siamo riusciti a tirar fuori le macchine, le moto, tutte le cose veramente importanti, perché l'acqua continuava a salire. Siamo usciti, quando sono uscito per portare fuori la moto, ho visto che il piazzale del parcheggio proprio vicino a casa mia era strapieno d'acqua, sopra i marciapiedi, e nella discesa per scendere ai nostri garage scendeva una cascata, sembrava una cascata d'acqua, e continuava a premere, spingeva nei nostri garage, e siamo riusciti a tirar fuori tutto quello che siamo riusciti a tirar fuori, e per fortuna poi il Signore ha fatto smettere di piovere. E insomma, piano piano la situazione si sta sistemando, perché noi abbiamo comunque delle pompe sommerse che tirano sull'acqua in caso di bisogno, e sono sempre andate, hanno sempre funzionato, ma non sono bastate, è venuto giù veramente
è venuto giù il cielo, incredibile, incredibile. Ecco, infatti, come potete vedere, l'acqua arriva pressoché alle ginocchia andando avanti. Anche noi infatti riusciamo ad arrivare fino a un certo punto, perché poi è completamente allagato. Tanto per capire, no, per far capire anche ai nostri telespettatori, all'interno dei garage a che livello era? Parlavamo prima di una lavatrice come metro di misura. Sì, era un'asciugatrice e l'asciugatrice aveva l'acqua a metà oblò, cioè l'oblò era aperto e l'acqua era a metà oblò. Quindi fate conto che io avevo le ginocchia sott'acqua, adesso non so quantificare in centimetri, ma insomma, le ginocchia erano sott'acqua. Di quanti garage stiamo parlando in questa zona? Qui ce ne sono parecchi, sono 30, una trentina di garage, tutti. Tra l'altro sappiamo, perché insomma ne stavamo parlando proprio prima di collegarci qui in diretta, c'è chi aveva addirittura delle moto, no, che sono state completamente sommerse. Sì, completamente no, ma insomma sono state ho anche un filmato che magari se riesco ve lo giro. E le moto erano col motore sotto sicuramente, le macchine, quelle che siamo riusciti a tirare fuori, le abbiamo salvate. Una l'ho tirata fuori io dal mio vicino che a una certa età non era neanche sceso, allora sono riuscito a farmi dare le chiavi e l'ho tirata fuori proprio per un pelo, ho aperto la porta della macchina, mancava un centimetro che l'acqua entrasse e siamo riusciti a tirarla fuori piano. Insomma abbiamo salvato anche quella, però non so se ci sono ancora garage chiusi, quindi probabilmente qualche macchina è ancora dentro, non lo so quanti danni avrà, ma l'acqua era veramente alta, io non ho mai visto una cosa del genere. Ecco, mi diceva, è successo altre volte, ma mai così. È successo che qualche anno fa che è venuta un po' d'acqua, ma niente a confronto di adesso, qualche centimetro, ma veramente incredibile, sono rimasto sbigottito quando sono sceso e continuava a salire, è stato veramente dura, insomma, è stato veramente un brutto momento, veramente un brutto momento. Poi ha smesso di piovere, già ci siamo messi un po' in pace col cuore, almeno non ve ne veniva giù altre, insomma. Ecco, fortunatamente intanto magari noi ci spostiamo per farvi capire anche cosa ci stava raccontando poco fa il signor Giovanni, di dove fosse arrivato il livello dell'acqua fino a qualche ora fa. E ricordiamo anche che c'è stato un importante blackout che ha coinvolto varie zone di Mestre e ovviamente anche voi vi siete ritrovati senza la corrente anche poi nei garage, perché qui no. Sì, qui la corrente c'è sempre stata, come dicevo le pompe hanno sempre funzionato, hanno sempre buttato fuori, solo che non ce la fanno, non ce l'hanno fatta e non ce la fanno, stanno ancora buttando fuori. Piano piano un 10 centimetri, un po' di più, siamo riusciti a smaltirlo. Ecco, come vedete qui ci sono vari residenti che stanno continuando a pulire, cercare di asciugare anche le zone dei garage, e appunto loro sono un po' più alti e quindi sono stati, diciamo, più fortunati in tal senso. Ma dicevamo appunto poco fa, ecco, com'era la situazione qui, perché adesso noi vediamo il sole e non vediamo più acqua, però fino a qualche ora fa com'era? Il marciapiede lì era sotto, l'acqua era sopra il marciapiede. L'unico posto asciutto era qui dove abbiamo messo le moto, era l'unico posto dove non c'era acqua, tutta l'acqua del piazzale scendeva nella discesa qua e faceva una cascata e entrava tutta nei nostri garage. E quindi è stato veramente, non dico da panico, ma è stato veramente da paura, comunque sicuramente da paura. Ecco, qui ci sono altri residenti, c'è anche un altro residente, anche lei ha subito danni. Buongiorno, sì, danni come 2008 mi pare era già successo, ma non così. Il garage allagato, l'acqua fino a 50 centimetri più o meno giù, e effettivamente questo piazzale era completamente pieno d'acqua, tanto che le macchine avevano l'acqua a metà delle ruote, quasi a livello delle porte, insomma è mancato poco che l'acqua andasse dentro le porte. Lei è già riuscito a quantificare eventuali danni? Sicuramente l'asciugatrice, perché c'ha l'acqua tutta dentro il lavello, un sacco di cose che tutti teniamo in garage sono da buttare, insomma, sicuramente, come appunto l'ultima volta che era successo molti anni fa è successa più o meno la stessa cosa. E il primo allarme, chiamiamolo così, è arrivato sulla chat del nostro condominio, è arrivato alle 6:49 di una nostra inquilina che ci ha scritto siamo allagati.
e a quel punto siamo andati tutti giù a vedere ed eravamo già allagati, era già troppo tardi per riuscire a fare delle cose. Anch'io ho portato fuori il mio scooter, l'ho messo al sicuro proprio all'ultimo momento, perché ancora un po' sarebbe arrivato fino al motore e allora lì sarebbe stato da buttare. È una situazione davvero drammatica. Io non lo so se riusciamo magari con l'aiuto anche di Sandro, spostandoci magari un po' più all'ombra, a vedere questo video di cui vi parlavamo poco fa, girato appunto dal signor Giovanni che ecco. Ecco, si vede, vedete la moto di cui parlavamo prima, che è stata appunto, la portavano fuori, e questa era la situazione qui nei garage di Via Bosso fino a poco tempo fa. Ecco, ora noi abbiamo documentato quello che è successo in questa zona, adesso ovviamente ci sposteremo. Vi ricordo anche che il Palasport Tagliercio, dove proprio ieri è stata presentata all'inizio della stagione dell'Humana Reyer maschile, è inagibile perché sono andati sott'acqua anche lì, così ovviamente in tantissime altre zone di Mestre, la zona Bissuola, quelle che vi dicevo prima, i sottopassi chiusi, insomma noi ora ci sposteremo. Fortunatamente e lentamente la situazione sta tornando alla normalità, quindi anche per la viabilità, e quindi saranno più facili anche gli spostamenti. Non appena saremo in altre zone vi chiederemo nuovamente la linea. Grazie a Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio allora per questo collegamento, ma restiamo nel veneziano perché anche l'area di Spinea è stata pesantemente interessata dalla bomba d'acqua che ha provocato numerosi danni, disagi e allagamenti. Ci colleghiamo quindi con Federico Fusetti. A te Federico, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo qui in diretta da Spinea con Alberto Pivetta che ci aiuta sul piano tecnico per raccontarvi di quello che sta succedendo in via Desenzano, dove la pioggia, la bomba d'acqua come l'hai definita, ha veramente creato disagi ma soprattutto danni enormi, specialmente in questo condominio, un palazzina dell'Ater con 50 famiglie che vi vivono e che si sono svegliate con una quantità d'acqua enorme nella strada, lungo la strada. Adesso ne è rimasta un po' e vi spiegheremo perché c'è quest'acqua ancora qui, ma soprattutto all'interno, cioè nella parte interrata, dove ci sono automobili bloccate e probabilmente da buttare via, oltre al fatto che sono letteralmente esplosi i contatori dell'acqua. Sono qui con Danilo e Alfonso, che sono due residenti. Buongiorno e grazie. Buongiorno. Signor Danilo, si è svegliato, a che ora e cosa è successo? Cosa ha visto? Lei tra l'altro fa anche un po' da riferimento per gli altri condomini, come organizzatore, diciamo. Sì, un po' amministratore, però ci siamo svegliati tutti, non solo io, ovviamente disperati, perché la situazione è stata talmente veloce, la precipitazione era ovviamente molto elevata, ma il problema degli scarichi della strada, che i tombini non scaricavano, l'acqua ha superato il livello del marciapiede, entrava da tutte le 4 porte della lunghezza del condominio e dallo scivolo che va nei garage. Era una vera e propria cascata che in circa un'ora, forse neanche, è riuscita a mandare sott'acqua tutti i garage fino a un'altezza di oltre 2 metri. Ecco, scusi se lo interrompo, infatti il nostro Alberto si è spostato da qui, è andato dove ci sono i vigili del fuoco e vi sta mostrando in questo momento la discesa, diciamo, per le auto, lo scivolo di cui parlavamo. Ovviamente dentro ci sono auto nei garage, anche la sua tra l'altro, anche la mia tra l'altro, che saranno sicuramente da buttare, oltre alle altre cose. Il problema anche un po' grave è che sono saltati tutti i contatori della luce, perché sono andati sott'acqua anche quelli, essendo questa oltre i contatori della luce che sono sul sottoscala. Siamo senza acqua, siamo senza corrente e siamo un po' disperati. Adesso abbiamo per fortuna i vigili del fuoco che sono riusciti
a stasare i tombini e stanno provvedendo con le motopompe a togliere l'acqua dai garage, e poi vedremo la situazione come sarà. Signor Alfonso, lei si è svegliato e ha visto fumo dai contatori, quindi una paura terribile. Inizialmente era paura solo per l'acqua e il danno economico che c'è della roba che va persa. Successivamente però, quando è iniziata l'acqua a salire rapidamente e a raggiungere i contatori, si è visto uscire del fumo. Il problema maggiore è che non si riusciva a contattare nessuno, perché penso che l'emergenza sarà un po' ovunque su tutti i paesi qua intorno, e quando dopo tanto sono riuscito a contattare per fortuna i vigili del fuoco e a far capire che il problema non era soltanto l'acqua ma il rischio di incendio per tutto lo stabile, fortunatamente nello spazio di poco è arrivata una squadra dove ha iniziato a vedere i a rischio. Abbiamo detto prima dell'acqua che c'è ancora sulla strada, perché? Perché Alberto ve lo sta mostrando, c'è questo tubo blu, il tubo attraverso il quale i pompieri stanno risucchiando l'acqua dallo scivolo, la gettano, ovviamente non possono fare altro in questo campo che c'è qui adiacente, ma poi torna sulla strada. Su questo vorrei dire che effettivamente l'acqua è stata tanta, però c'è da sottolineare che forse un po' di incuria c'è, perché i pozzetti qua non ricevevano per niente dell'acqua piovana, quindi infatti è un problema soltanto su questa via, quindi sicuramente c'era da fare più manutenzione, secondo me. Un'emergenza, la bomba d'acqua come si suol dire ultimamente, ma c'è tanta mancanza di prevenzione e manutenzione. Acqua però, Marta, che è ancora in abbondanza qui, ancora un minuto perché vi mostriamo, chiedo anche ai nostri ospiti di seguirci, la situazione all'interno dello stabile, perché parlavano prima di 4 ingressi da cui l'acqua è entrata. Se venite con me, e viene Alberto per mostrarlo a tutti voi, c'è infatti, guardate l'impressione che fa l'acqua, che praticamente è arrivata a livello della strada, possiamo dire, e c'è anche, Alberto vi mostra il segno che mostra dove è arrivata l'acqua nelle prime ore dell'emergenza, cioè ancora più in alto. Parliamo di un paio di metri d'acqua, signor Danilo. Sì, un paio di metri d'acqua sicuramente, poi si vede, da qui a là ci sono oltre 1 metro. Se lei vede da questo gradino all'ultimo gradino che deve ancora scoprirsi, c'è oltre 1 metro di dislivello, e arrivava a 10 centimetri sopra, arrivava a livello della strada, anche di più, quindi siamo una situazione che è drammatica, stata imprevedibile, non solo, ma disperata proprio. E adesso la preoccupazione principalmente è quella di rimanere senza acqua e senza luce, non si sa per quanti giorni, perché essendo tutti i contatori saltati, ha avuto un principio di incendio, non si sa in quanto la ripristineranno. Si spera presto, se no sarà un problema che si prorogherà nei prossimi giorni. Grazie a Danilo e ad Alfonso per la collaborazione, in bocca al lupo naturalmente. Marta, ti restituisco la linea, però poi mi sa che ci rivedremo, perché da qui io e Alberto Pivetta ci spostiamo in qualche altra strada di Spinea, quindi per il momento da Spinea è tutto. Grazie a Federico Fusetti con Alberto Pivetta per questo reportage sulla situazione a Spinea. Dicevamo che appunto le province più colpite della nostra regione sono quella di Venezia e di Padova, e proprio per quanto riguarda Padova città, tra le zone più diciamo colpite dall'ondata di maltempo e quindi dai danni provocati dalla forte pioggia, ci sono i quartieri tra via Facciolati e via Acqua Pendente. Anche qui molti i garage e le attività commerciali che sono finite sott'acqua. L'acqua è riuscita ad entrare nonostante le paratie che erano state installate. Ci racconta tutto il nostro Rattai, Francesco Rattai. Lo vedete, gli allagamenti di queste ore hanno creato un forte traffico lungo via Facciolati, nonostante sia la mattina del 21 di agosto. Questa è via Crescini. Potete vedere il segno dell'acqua sui miei stivali, è completamente allagata. La gente continua a fare
fotografie perché è qualcosa di incredibile. Qua c'è sotto di noi un tombino che fa evidentemente fatica a ricevere. Questa è via Crescini, lo vedete, c'è anche un autobus in panne, probabilmente un po' di acqua è entrata nel motore. Ecco, stiamo camminando su via Crescini, lo vedete, è qualcosa di incredibile. La strada è completamente coperta dall'acqua. Qua stanno provando a togliere l'acqua che probabilmente è entrata. Vediamo se... Ecco, attenzione, qua c'è il marciapiede, si rialza un po'. L'acqua è tanta, lei è entrata anche in casa? No, per fortuna noi siamo un po' rialzati, però comunque con l'onda che possono fare gli autobus e le vetture e può entrare in casa, di conseguenza il comune potrebbe provvedere almeno a chiudere le strade quando succedono questi eventi, anche perché comunque sono sempre più frequenti. Cioè oramai questo mese, fra giugno e luglio, sarà la terza o quarta volta. Questa è stata eccezionale proprio, però... Sì, era già successo a luglio. Sì, era già successo. Ecco, il signor Florenzo ci sta facendo strada nella sua officina. Guardate, si vede anche dal livello dei piedi, l'acqua arriva, è più alta delle caviglie. Ho anche diverse pompe acqua, però se la strada supera i limiti delle transenne, sì che non... Ecco, vedete quest'auto storica, un maggiolone mi sembra. Ah, un Mercedes del 52, Mercedes ecco. C70 del 52. Questo è riuscito a tirarlo su? È riuscito giusto a filo, perché dopo magari le strumentazioni non ce la fanno più. Ecco, qua siamo in via Acquapendente tra via Crescini e via Tre Garofani. Tutta la strada è allagata, in particolar modo via Garofani e via Crescini che vi abbiamo mostrato prima. Ecco, lo vedete, questo è via Tre Garofani nel quartiere della Madonna Pellegrina. L'acqua ha completamente invaso la strada, ci sono auto in panne, si cerca di ripararsi dove il marciapiede è più alto, ma l'acqua arriva almeno alla caviglia. Siamo in mezzo alla carreggiata stradale, questa è la situazione in via Tre Garofani. Questa dunque è la situazione nella città di Padova, una raccomandazione l'ha fatta anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, quella di non muoversi se non è strettamente necessario per non intralciare i soccorsi e anche per non creare nelle strade allagate quelle onde d'acqua, le avete viste appunto nelle nostre immagini, che possono solo che aggravare la situazione facendo entrare l'acqua magari laddove non era entrata, in attività commerciali o in abitazioni al piano terra. Per quanto riguarda Padova siamo in attesa di collegarci con la nostra Chiara Gaiani da Due Carrare, dove anche lì si sta registrando una situazione molto critica, ma il padovano già ieri nel tardo pomeriggio era stato colpito da una prima ondata di forti piogge che avevano interessato soprattutto l'area tra Merlara e Casale di Scodosia. Qui c'è stata la pioggia, ma c'è stato anche il forte vento con un albero caduto su una casa. Vediamo. 150 mm in un'ora e mezza, 120 solo nei primi 45 minuti. Sono state ore di paura nel pomeriggio di mercoledì per i residenti di Casale di Scodosia e Merlara. Nel giro di poco la maggior parte del territorio è stata invasa dall'acqua e il pensiero è andato a quanto era accaduto tra il 15 e il 16 maggio 2024. Una quantità d'acqua che, per quanto sia pulite le cavitoie, per quanto siano sistemate le fognature e le acque bianche, una quantità d'acqua così importante e forte il sistema idrico
l'idraulico non riesce a contenere e a smaltire. Fortunatamente in un'ora e mezza si è fermata, però la quantità era la stessa del maggio 24. A salvare il paese gli interventi fatti negli ultimi mesi con il consorzio di bonifica che hanno fatto scongiurare il peggio. L'acqua in poche ore, pochissime ore, direi anche un'ora e mezza, è sparita l'acqua. Questo perché è piovuto solo a Casale di Scodosia e il comune limitrofe di Merlara, non nei paesi diciamo più a nord, dove l'acqua passa per Casale. Questa è stata naturalmente una fortuna, tra virgolette, però insomma abbiamo avuto una trentina di interventi, lo stesso con la protezione civile. 30 gli interventi nelle famiglie del territorio, con i vigili del fuoco che sono intervenuti a Casale di Scodosia anche per questo albero caduto su un'abitazione. Interventi che stanno continuando per la messa in sicurezza di edifici pubblici come l'asilo. Vento, pioggia ma anche fulmini a Ponte di Brenta. Un fulmine ha colpito un garage provocando un incendio. Fiamme in un garage in via Fornace a Ponte di Brenta. Il proprietario è stato svegliato di soprassalto per i tuoni e i fulmini del violento temporale che ha colpito il Padovano. E proprio uno di questi fulmini potrebbe, secondo una prima ricostruzione, essere l'innesco del rogo che ha distrutto il garage. Rapido l'intervento dei vigili del fuoco con un'autopompa e un'autobotte che ha permesso di circoscrivere l'incendio ed evitare che si estendesse agli altri 2 box adiacenti. Ingenti i danni, ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. La Marca trevigiana tira un sospiro di sollievo dopo l'allerta meteo che era stata lanciata nella giornata di ieri, diventata arancione anche per alcune zone della provincia. Fortunatamente non si sono registrati problemi di gravità tali come quelli che avete visto nelle province di Venezia e di Padova. A Castelfranco ieri il sindaco aveva attivato il COC, c'erano già forti timori per quanto riguarda l'Avenale. Fortunatamente non si sono registrati problemi e di questo ha parlato anche il presidente del consorzio di bonifica Piave, che ha abbassato ieri i livelli di tutti i canali proprio per cercare di favorire il deflusso dell'acqua prevista copiosa appunto dalla perturbazione. In futuro, dice il Presidente, ogni comune dovrà avere il proprio bacino di contenimento delle piogge che ormai purtroppo sempre più frequentemente sono così copiose. Presto ogni comune della Marca potrebbe avere i propri bacini antibombe d'acqua. Almeno i 34 che appartengono ai quasi 65.000 ettari sui 19.000 km² gestiti dal consorzio di bonifica Piave. Come consorzio stiamo creando una rete con tutti i sindaci per condividere tutte le informazioni e avere una collaborazione stretta a livello di progettazione tecnica proprio e di informazione stesse, in modo tale da monitorare in maniera puntuale e progettare in maniera puntuale nelle varie zone risposte specifiche per risolvere dei momenti critici. Un po' sullo stile su cui sta procedendo Treviso con il bacino di contenimento della Ghirada a ridosso del cimitero di San Lazzaro. Opere fondamentali, secondo il presidente Gerolimetto, per evitare le sempre più frequenti bombe d'acqua. Manufatti che prevedono una progettazione puntuale come per l'Avenale a Castelfranco. Abbiamo fatto anche uno studio molto approfondito, riuscendo a capire in maniera precisa quali sono le zone che andranno in crisi, quali sono le zone che saranno più soggette ad allagamenti, e sulla base di questo abbiamo redatto un progetto molto puntuale e preciso che prevede la realizzazione di altre 4 casse di espansione su territori tra l'altro messi a disposizione, che potrebbero essere messi a disposizione del comune, e perciò di rapida realizzazione. Progetti che con il cambiamento climatico inevitabilmente coinvolgeranno gli oltre 2.350 km di rete irrigua del consorzio Piave, distribuiti in gran parte nella Marca ma anche nel Veneziano. Consorzio che in queste ore si prepara a gestire un'eventuale emergenza idrica.
Siamo già pronti a tutto, il nostro personale è già stato messo in allerta, abbiamo già adottato tutte le misure e i provvedimenti di emergenza, prevedendo che nella notte che ci aspetta arrivi un momento un po' delicato per quel che riguarda la precipitazione. Perciò i corsi d'acqua sono stati abbassati, la derivazione è stata dimezzata sostanzialmente e perciò siamo pronti a ricevere eventuali precipitazioni esagerate. Ed ora torniamo nel Padovano, abbiamo in collegamento Chiara Gaiani con Federico Cibotto da Due Carrare, un'altra area della provincia che si trova in grossa difficoltà in queste ore. A te Chiara, buongiorno. Marta, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Guardate, le immagini parlano sicuramente molto più delle mie parole. Terra dura di Due Carrare, questa strada è interrotta, vedete al di là si sta formando proprio quasi una coda perché questa è una direttrice che porta verso la statale Adriatica. Qui ci sono circa 40 centimetri d'acqua e non è possibile passare. La protezione civile ha messo proprio questo nastro per impedire il passaggio perché già alcune auto sono rimaste in panne per la profondità dell'acqua, ma la situazione peggiore ve la facciamo vedere. Guardate, questa è strade interne, qui i centimetri d'acqua sono 60, non si riesce neanche a distinguere dove c'è un fossato che costeggia appunto la strada. Ci sono anche delle persone all'interno delle case, nell'abitazione che adesso il collega Federico Cibotto inquadra c'è addirittura una signora anziana. I vigili del fuoco che sono tornati in questo momento e adesso infatti Federico li sta inquadrando, dovrebbero arrivare davvero a momenti con un gommone. Ecco, vedete l'inciviltà delle persone, se c'è un pericolo scusate, ma in questo momento mi fa abbastanza arrabbiare il fatto che queste persone, noi vi facciamo vedere, spero che non vengano inquadrate le targhe, ma abbiano eluso quello che è comunque un divieto che c'è da parte degli agenti preposti alla nostra sicurezza, quindi vigili del fuoco, che solo 10 minuti fa avevano valutato la pericolosità della strada, avevano segnato che questa strada doveva essere chiusa, qualcuno ha deciso di strapparlo e adesso si passa e poi magari ci sono delle persone che resteranno bloccate e i vigili del fuoco dovranno andarle a soccorrere. Capite che ci sono dei momenti in cui davvero non capisco come si ragioni. Spero appunto che le targhe non vengano inquadrate in questo momento, ma infatti in questo momento, come potete vedere, i vigili del fuoco stanno rimproverando la persona che ha tagliato il cordolo e ha messo in pericolo, a repentaglio anche altre vite, perché se i vigili del fuoco sono impegnati a soccorrere persone da una parte poi non riescono ad andare da un'altra. Come vedete anche noi che documentiamo, raccontiamo che cosa sta accadendo, abbiamo lasciato la nostra auto parcheggiata e ci siamo fermati, ci stiamo muovendo a piedi solo nelle zone in cui abbiamo una certa sicurezza. Perdonatemi queste parole, ma sinceramente alcuni atteggiamenti per me sono inconcepibili. Finisco di raccontarvi velocemente, stanno per arrivare anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, il soccorso fluviale dei vigili del fuoco che andrà proprio in via Strade Interne e raggiungerà con il gommone le persone che vivono. Sono circa 60 centimetri d'acqua, come vedete in alcuni punti arriva addirittura alle ginocchia, una situazione che diciamo è abbastanza macchia di leopardo in altri comuni della provincia di Padova a sud della città, quindi Albignasego, quindi Maserà, che cercheremo insomma di raccontarvi. Io direi che per ora ci fermiamo qui, pronti a riprendere la linea se lo riterrete opportuno, una volta che nel giro di una decina di minuti, ci avevamo detto prima, arrivano i vigili del fuoco che andranno con il gommone in quella che è diventata a tutti gli effetti un piccolo fiume. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica e vi restituisco la linea.
Grazie Chiara Gaiani, naturalmente condividiamo le tue riflessioni per quanto riguarda le persone che non rispettano quelle che sono le indicazioni che vengono date dalle autorità preposte alla nostra sicurezza in queste situazioni, perché rischiano di mettere a repentaglio la propria salute ma anche quella degli altri, oltre che a rallentare gli interventi di soccorso a chi effettivamente ne ha bisogno. Dal Padovano ora andiamo in provincia di Treviso, andiamo a Vittorio Veneto. Dicevamo che fortunatamente nella Marca non si sono registrate con questa ultima ondata di maltempo criticità particolari. C'è però una tradizione che rischia di essere cancellata per il maltempo. Si tratta dei famosi fuochi di Sant'Augusta. È in corso proprio in questo momento un sopralluogo per valutare il da farsi. Ci aggiorna la nostra Elena Dal Forno. A te Elena, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Antenna 3. Siamo qui con il sindaco Mirella Baliana e con Roberto Pizzo del Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta. Innanzitutto la prima buona notizia è che abbiamo sentito i famosi 5 botti di mezzogiorno, il che significa che forse i fuochi si faranno, perché la tradizione vuole che alle 12 ci siano i primi 5 fuochi e alle 17 altri 3 fuochi. Se alle 17 ci saranno questi 3 fuochi, i fuochi si faranno. Sindaca, una tradizione rispettata e amata da tutti i cittadini. Il modo in cui si usava a comunicare alla cittadinanza era questo, prima dei social e prima di tante altre cose, però c'è ancora una piccola allerta meteo. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. La tradizione è rispettata appunto con l'annuncio dei botti nella giornata stessa, e ricordo che questa tradizione va avanti da secoli e attira sul Vittorio Veneto tantissime persone che arrivano da tutto il Triveneto. E sì, c'è una piccola allerta meteo. Noi speriamo che la giornata si apra al sole e quindi ci sia la conferma dei fuochi per questa sera. Ecco, ci conferma anche che su Vittorio Veneto non ci sono state criticità. No, fortunatamente neanche la zona del Fadalto è stata chiusa, quindi fortunatamente, appunto, ripeto, questi giorni non hanno provocato situazioni particolari di maltempo. Ecco, invece con Roberto Pizzo facciamo il punto proprio sui festeggiamenti per Sant'Augusta, una tradizione millenaria, dal 1200 credo che si festeggi questa santa, e una storia particolare, la vuole raccontare? Sì, no, diciamo che noi la prima tradizione è già rispettata, nel senso che Sant'Augusta veniva evocata per la pioggia, arrivavano non solo dalla zona del Trevigiano ma anche dal Pordenonese e anche dal Bellunese, perché c'è anche tra l'altro una lunga tradizione che scendevano per chiamare la pioggia, quindi noi siamo già a posto su un elemento. No, Sant'Augusta è una lunga tradizione che riporta la storia di questo papà che alla fine ha tagliato la testa a questa giovane che voleva aiutare i più poveri. Questo è in sintesi, quindi ci ha provato in diversi modi, la ruota, fino che alla fine le ha mozzato ai noi la testa, e quindi poi è caduta dal Monte Marcantone e è scesa fin giù a valle. Poi tra l'altro c'è una tradizione proprio sulla testa, i pellegrini che vanno a Sant'Augusta e vanno a visitare la basilica, la piccola basilica dedicata alla santa, c'è la possibilità di mettere la testa all'interno di dove era posta, praticamente dove è stata tagliata, si dice formalmente la testa a Sant'Augusta, e quindi per far passare il mal di testa e anche contro il mal di schiena passando dietro il colonnato. Quindi è una tradizione che ci portiamo da lungo tempo, tra le altre cose a cui era legata nei secoli anche la fiera degli uccelli, che da qualche anno non c'è, però tradizionalmente avveniva appena dopo Sant'Augusta, quindi era il giorno della Santa, il giorno 22 si festeggiavano anche con la fiera degli uccelli in centro storico. Ecco, una santa morta giovanissima, maltrattata dal padre, che appunto anche la criticava per la fede cristiana, mentre lui era un re saraceno, mettiamola così, Matrucco il papà si chiamava, poi passò tutta la vita a rimpiangere di averla uccisa. Ecco, quindi questo anche da monito per le malefatte. E da Vittorio Veneto restituisco la linea e poi vi faremo sapere questa sera nei nostri telegiornali se i fuochi si faranno o non si faranno.
Grazie Marta, a te la linea. Grazie a Elena Dal Forno con Simone Merlo. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Tra poco restate con noi. Nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Chiudiamo per il momento quest'ampia pagina dedicata al maltempo in attesa di collegarci nuovamente con i nostri inviati. Proseguiamo con la cronaca. Andiamo sul lago di Garda, Peschiera, dove un cadavere è stato recuperato questa mattina dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118. Sono in corso accertamenti per risalire all'identità del cadavere. Investito in bicicletta a Santa Maria di Sala, resta grave il bimbo di 6 anni travolto ieri pomeriggio sulla Noalese, dove il piccolo stava pedalando assieme alla mamma, 36enne. Entrambi sono cittadini ucraini e si trovavano sulle strisce pedonali quando sono stati centrati dall'auto condotta da un giovane veneziano di 25 anni che si è fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il 118, tuttavia le condizioni del bimbo sono apparse molto gravi fin dal primo momento ed è stato necessario l'intervento dell'elicottero che ha trasportato il piccolo all'ospedale di Padova, dove è stato ricoverato in codice rosso. La mamma invece è rimasta praticamente illesa. Il dolore dei genitori di Martin Pattaro, il 15enne di Trebasele che è investito e ucciso da un'auto a Loreggia. Aveva 15 anni e aveva tanta voglia di vivere e di divertirsi, era sempre in movimento, amava andare in bicicletta che l'ha portato via ed era felice in quel momento, sono sicura. Martin stava correndo spensierato in sella alla sua mountain bike arancione lungo il percorso verde della Treviso-Ostiglia, un tragitto che conosceva bene, ricorda mamma Fabrizia trattenendo le lacrime. All'improvviso lo schianto. Stava attraversando sulle strisce pedonali a Loreggia in via Malfattini all'entrata 26 dell'Ostiglia Martin quando è stato preso in pieno da un'auto che l'ha sbalzato nel fossato, qui dove ora ci sono dei lumini e dei fiori bianchi posati da alcuni suoi compagni e amici. Era uscito di casa intorno alle 16:30. Martin era solito andare a farsi una pedalata nei pomeriggi d'estate. Era un ragazzo pieno di vita che aveva ancora tantissime cose da fare e da dare e lascia solo un vuoto immenso. Altro non mi posso dire. Siamo devastati dal dolore. Un botto fortissimo, non l'ho proprio visto, avrebbe detto sotto shock il conducente dell'auto che ha investito Martin. Un impatto talmente violento che il 15enne sbalzato nel fossato è morto sul colpo. Quando sono arrivati i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia anche i genitori. La mamma ha avuto un malore e il papà Alessandro, con grande umanità, nonostante fosse straziato, ha avuto parole di compassione per il 31enne di Piombino Dese che era la guida dell'auto che aveva travolto il suo Martin. Non sentirti in colpa, non potevi fare nulla per evitare l'impatto, io mi metto nei tuoi panni, coraggio, ha detto Alessandro Pattaro al 31enne disperato che ora è indagato per omicidio stradale. L'uomo è stato anche sottoposto ad accertamenti clinici per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell'incidente. La polizia locale del campo San Piereso sta ricostruendo la dinamica dello schianto. Sia l'automobilista che Martin conoscevano bene quel tranquillo tratto di strada. Io a Martin ho sempre detto con il piano, ma lui era energico e in quel momento l'avrà fatta 20 miliardi di volte quella strada, per cui sapeva quali erano i punti. Una distrazione, non lo so, l'unica cosa che posso dire è di stare attenti. I funerali di Martin verranno celebrati domani alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Trebasele. Ieri sono stati celebrati i funerali di un altro giovanissimo, di un'altra giovanissima vita strappata troppo presto, quella di Carlo Panizzo, per tutti Carletto, il bimbo di 6 anni morto annegato a Cavallino Treporti.
Sono papà Fabio e mamma Dana a portare il loro Carletto fino al carro funebre, sorretti da centinaia di persone, dentro e fuori la chiesa di Roncade, familiari, amici, conoscenti, intere comunità che si sono strette nell'ultimo saluto al piccolo, trovato morto annegato nel mare di Cavallino Treporti dopo un'angosciante mobilitazione. Aveva compiuto da pochi giorni 6 anni. Per salvarlo si era formata una vera e propria catena umana, fatta di gente comune, un abbraccio che è continuato anche nel giorno dell'addio. Presenti ai funerali tra i tanti gli uomini della Capitaneria di Porto, le polizie locali, l'associazione Carabinieri, i Boy Scout, i sindaci di Roncade, Cavallino, il vice sindaco di Vedelago. A tutti loro è andata la gratitudine dei genitori, con papà Fabio che ha scritto e letto una lettera intrisa di amore, proprio quell'amore che Carlo donava in maniera illimitata. Perché Carletto sapeva anche come avanti. Chi ha avuto la benedizione di aver vissuto con Carletto ha già capito il scopo in anni. Parlo dell'amore vero, non lo so, sai, quello incondizionato. Una marea di affetto, un'immagine che lo stesso Fabio usava spesso descrivendo il suo piccolo Carlo. Carletto è come la marea. Il suo amore sale piano piano, perché Carletto è timido e scrittoso. Ma poi sale sempre più fino a riempirti completamente. Tanto che non riesci più a farne a meno, a tal punto che, ed è qui che scatta la magia, inizia a imitarlo. Ci rendevi tutti delle persone migliori. Quella marea, ha continuato il papà, che poi ti ha restituito dopo che la corrente ti aveva trascinato via. Parole che toccano il cuore, come la richiesta di mandare un bacino al cielo. Carletto voleva vedere tutti felici. Sono stata cieca e sorda, il messaggio della mamma. Per questo oggi vi dico: usate gli occhi per vedere davvero, non limitatevi a guardare, usate le orecchie per capire e non solo ascoltare. Sul ruolo dell'educazione, che comporta sempre responsabilità e rischi, si è soffermato Don Marcello. Di certo era un bimbo speciale Carlo Panizzo, non solo per mamma e papà, così le sue maestre. Era un bambino solare, era un bambino che stava vicino a tutti i bambini, li aiutava, non c'era bisogno di dirgli cosa doveva fare, sapeva lui che cosa doveva fare e faceva sempre la cosa giusta. Aiutava gli altri. Veramente un angelo, ha fatto un miracolo in noi e questo miracolo dovrà continuare anche quando faremo l'ingresso in classe. E questo dolore che portiamo dentro lo dobbiamo trasformare in gioia, perché lui amava la gioia. Primo caso di chikungunya nella Marca in una donna di 30 anni. Si tratta di un caso di importazione da paesi tropicali, a differenza dei 3 autoctoni segnalati nel Veronese in queste settimane. A luglio l'ULSS 2 ha registrato anche 2 sindromi febbrili da dengue. Sul fronte del West Nile dall'inizio dell'anno i casi sono stati 9, tutti negli ultimi 2 mesi, nessuna forma neurologica. Fortunatamente i casi hanno registrato cefalea, stanchezza e febbre, un dato più contenuto rispetto ai 16 casi del 2024, quando si erano registrate anche 2 forme gravi, e dai 18 del 2023, quando se n'era registrata una. Viene comunque raccomandata anche dai comuni la massima attenzione, soprattutto nel prendere tutte quelle misure di precauzione per evitare la proliferazione delle zanzare. Domani ricorre il 16° anniversario della tragedia di Falco. L'elicottero del SUEM precipitato a Rio Gere durante un volo di ricognizione su una frana, ma al dolore oggi si aggiunge lo scoramento per il mancato varo della legge sugli ostacoli al volo. Dario De Felip, Marco Zago, Stefano Da Forno, Fabrizio Spaziani, 4 professionisti che ancora oggi vengono indicati come gli eroi di Falco, identificativo dell'elicottero del SUEM 118 di Pieve di Cadore, precipitato dopo 50 metri di volo inanimato nel torrente di Rio Gere, dopo aver impattato contro i cavi elettrici di una linea di media tensione a servizio degli impianti di risalita nella zona di Cortina.
22 agosto 2009, le 15.04, dalla centrale del SUEM, allertata da un escursionista che si trovava in zona, partono in sequenza le chiamate via radio senza risposta. Medesimo esito per l'attività del personale del soccorso alpino di Cortina d'Ampezzo. Il ricordo lucido e doloroso è di Fabio Bristot Rufus, delegato del soccorso alpino. Da Belluno Rufus parte alla volta di Cortina, si ferma a Pieve di Cadore per recuperare il primario del SUEM 118 Angelo Costola e insieme si dirigono a Rio Gere, dove già la tragedia si è manifestata davanti agli occhi sgomenti dell'infermiere Luca Pislor e di Ruben Moroder, tecnico aeronautico dell'Air Service. A loro il destino riserva la constatazione della morte dell'intero equipaggio di Falco. Da lì in poi il mesto rito del recupero delle salme, trasportate prima al Codivilla e poi nel garage della stazione del soccorso alpino di Cortina, dove l'iter del riconoscimento delle salme spetta al dottor Costola e a Fabio Bristot. 3 ore dopo a Cortina si dirigono autorità politiche, provinciali e regionali. Nei giorni successivi, eppure lo stesso 22 giugno, il servizio di elisoccorso non conosce sosta. Poi i funerali a Belluno, 4 feretri, una folla ammutolita e l'inchino finale di Leone, l'eliambulanza di Treviso per l'ultimo tributo ai 4 amici. Resta tuttavia una ferita ancora aperta, nota Fabio Bristot Rufus, quella della problematica legata agli ostacoli al volo, tuttora irrisolta. Sì, perché nonostante 3 disegni di legge trasversali presentati allora dagli onorevoli D'Incà, De Carlo e De Menec, una norma a valenza nazionale non c'è, così come sono decaduti da prassi a fine legislatura i buoni propositi. Fino alla prossima volta, chiosa Bristot, quando all'auspicato cambiamento apparente nulla sarà arrivato per garantire maggiore sicurezza a chi opera con l'elicottero, assicurando servizi salvavita, come quelli del 118 o di altri enti dello Stato. Ancora cronaca, beve un drink al Pride Village di Padova con 2 ragazzi appena conosciuti e viene violentato. La denuncia di un 20enne che sarebbe stato narcotizzato la notte di Ferragosto. Si è risvegliato in un'area verde vicino alla stazione ferroviaria di Padova, dolorante e ancora stordito la mattina dopo Ferragosto. Un ragazzo di 20 anni ha denunciato di essere stato drogato e poi violentato dopo aver trascorso una serata al Pride Village. Quando si è svegliato vicino alla stazione, i suoi ricordi erano ancora confusi. Ha cercato di ricostruire quanto accaduto durante la serata e si è presentato negli uffici della polizia ferroviaria. Gli ultimi ricordi risalgono appunto alla notte di Ferragosto. Il giovane era al Pride Village, aveva conosciuto un paio di ragazzi, pare che uno di loro gli abbia offerto una bevanda. Il giovane ha raccontato di non aver assistito alla preparazione del cocktail, che gli sarebbe stato portato direttamente al tavolo da uno dei 2 giovani che aveva appena conosciuto. Poi le immagini diventano piano piano più sfocate. L'ultimo ricordo è di lui che viene trasportato a braccio fuori dal Pride dai 2 ragazzi. Il 20enne potrebbe essere stato narcotizzato con qualche sostanza allucinogena sciolta nel drink e poi portato nell'area verde e quindi violentato. Quando si è svegliato al mattino era dolorante ed è stato curato in pronto soccorso. La denuncia del giovane è arrivata anche in procura. Nelle prossime ore verranno visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza del Pride Village per cercare di individuare le persone che erano insieme al 20enne. Con la cronaca andiamo a Bassano, ora tentano di forzare il distributore dell'acqua in via Cavalieri di Vittorio Veneto per rubare l'incasso, ma un cittadino li vede e li denuncia. I carabinieri arrestati 2 italiani di 33 e 43 anni per i quali è stato emesso il divieto di ritorno in provincia di Vicenza. Tentato furto nella notte a Rosà. 2 uomini italiani di 33 e 43 anni, entrambi residenti nel Padovano e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della sezione radiomobile di Bassano del Grappa. Tutto è accaduto attorno alle 2 di notte nei pressi della Casa dell'Acqua tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Piave, nella frazione di Cusinati. È stato un cittadino seduto in auto ad aspettare un amico a notare movimenti sospetti e a chiamare subito il 112. Dobbiamo ringraziare soprattutto chi ha segnalato, perché a 1 di notte ha fatto una segnalazione, i carabinieri, che ringraziamo veramente di cuore perché sono intervenuti tempestivamente, hanno bloccato queste persone e naturalmente hanno esposto la denuncia, adesso si andrà avanti. Sono stati individuati, non
sono persone del territorio. I militari sono arrivati in pochi minuti, sorprendendo i 2 uomini mentre si allontanavano. Addosso avevano un grosso cacciavite e un calzino, probabilmente usato per raccogliere le monete. Poco distante è stato ritrovato anche un arnese in ferro per fare leva e forzare la porta del distributore automatico d'acqua per rubare l'incasso, fatto di monete da 5 centesimi, ma sono stati bloccati prima di riuscire nel colpo. Dopo l'arresto sono stati portati in caserma in attesa del rito direttissimo. Nel pomeriggio il giudice del Tribunale di Vicenza ha convalidato l'arresto e disposto per entrambi il divieto di ritorno nella provincia. Mi sono sentito stamattina i carabinieri e stanno facendo un lavoro veramente importante per il territorio. Dramma sfiorato ad Duna Verde con un catamarano sportivo che si rovescia ai bagnini eroi che mettono in salvo lo skipper. Attimi di autentico terrore nello scorso fine settimana ad Duna Verde di Caorle, nei pressi del Molo 86. Il panico nelle acque del mare, tra urla, braccia che chiedono aiuto, lo scafo che poco alla volta sta per inabissarsi. Un catamarano sbilanciato presumibilmente dall'arrivo di un'onda anomala giunta all'improvviso, visto che il mare fino a poco prima era calmo con bandiera verde, si è rovesciato rischiando di trascinare a fondo lo skipper che si trovava a bordo. Provvidenziale e tempestivo l'intervento dei bagnini che con più pattini lanciati contemporaneamente in mare hanno remato con forza contro le correnti per raggiungere il naufrago. Una vera corsa contro il tempo mentre il catamarano continuava a piegarsi con l'acqua che entrava sempre più velocemente. Con grande sangue freddo e professionalità i bagnini sono riusciti a trarre in salvo il timoniere, riportando alla riva tra gli applausi dei bagnanti rimasti col fiato sospeso a guardare la scena. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. Di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, l'avete già vista dall'inquadratura. Saluto la nostra ospite Paola Roma, sindaca di Ponte di Piave. Buona giornata, grazie per essere con noi. Piave, area del Piave, diciamo, che tira un sospiro di sollievo per quanto riguarda il maltempo. Ne parliamo tra pochissimo perché ci chiede la linea ora la nostra Chiara Gaiani, che si trova ancora a 2 Carrare per documentare una situazione davvero critica e anche, magari poi ne parliamo sindaco, perché questo è un problema che purtroppo si verifica ogni volta, delle molte persone che non stanno rispettando quelle che sono le indicazioni che vengono date, quindi il divieto di transito in una zona allagata per pericolo, macchine che hanno addirittura, automobilisti che hanno addirittura tagliato i sigilli dei vigili del fuoco e sono passati. L'abbiamo visto in diretta poco fa. A te Chiara intanto, buongiorno di nuovo. Chiara, mi senti? Forse abbiamo qualche problema di collegamento con l'audio, con Chiara Gaiani, perché stiamo vedendo i vigili del fuoco. Ci aveva annunciato poco fa Chiara che si era appunto in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco con il gommone per andare a recuperare delle famiglie che erano rimaste bloccate. No, c'è qualche problema nel collegamento, allora torniamo dopo a 2 Carrare, andiamo a Spinea, perché anche Spinea è una di quelle zone che abbiamo visto sono state particolarmente interessate dagli allagamenti. Abbiamo Federico Fusetti in collegamento. A te Federico, buongiorno di nuovo. Buongiorno Marta, siamo di nuovo collegati appunto da Spinea, scusate che stavo controllando un nome. Siamo in Viale Viareggio con i residenti di questo condominio molto grande che ha avuto grossi problemi, adesso ce li facciamo raccontare. Dietro di noi c'è il rio, lo Scolo Cimetto, ci hanno detto che si chiama così, ci ha detto il sindaco che questo è il nome corretto.
vedete la corrente, quindi la velocità dell'acqua, ma anche e soprattutto il cedimento dell'argine in 2 punti. Questo è uno, è un po' più a monte, un altro cedimento abbastanza importante che ovviamente non fa stare tranquilli i residenti, a partire dal signor Fortunato che è qui con noi, che si è svegliato stamattina con questa brutta sorpresa, a vedere adesso il Rio qui che scorre, insomma anche quello mette paura oltre all'acqua che avete. Cosa è successo stamattina? È andato anche bene, che non è esondato, per fortuna. Svegliandomi stamattina, volendo prendermi il caffè, solito caffè prima di andare a lavorare, noto che non c'è la corrente in casa. Cosa faccio? Prendo l'ascensore, vado giù fino al piano terra. Una volta raggiunto il piano terra, mi entra l'acqua nell'ascensore. È la brutta sorpresa. E anche lo spavento ovviamente a vedere l'acqua che entra nell'ascensore. Quello a spavento, sì. 40 centimetri di acqua. Quindi molta più di quella che c'è adesso anche. Molto di più, si vede anche la riga là sul muro, più o meno. Adesso siamo sui 20, sarà la metà di quello che era l'altezza precedente, no? Poi sono arrivati i pompieri, ci hanno detto che dobbiamo attendere che l'acqua si ritira per poter fare qualcosa. Insomma, nessun tipo di intervento. Di aiuto? No, niente, di nessun genere. E ovviamente tutte le auto nei garage qui rischiano di avere dei danni. Tante sono danneggiate, piene d'acqua dentro, ovvio. Lei ha provato, vedevamo prima, a liberare questi tombini, ma non è che così l'acqua va via, anche perché questi sono tombini che non portano fuori. Non è un scarico di questo genere che porta l'acqua fuori, la pioggia e tutto il resto. E sono tombini, non lo so. Quanto ci vorrà qui per tornare alla normalità? Si vedrà. Forse giorni. Non dipende da noi, dipende dal comune che non è preparato, si vede, per sto tipo di emergenza, infrastrutture, tutto il resto. Intanto vi dovete arrangiare? Intanto, come spesso accade, purtroppo. Grazie signor Fortunato, e speriamo che ci voglia poco a tornare alla normalità naturalmente. Marta, io e Alberto Pivetta da Spinea ti restituiamo la linea. Grazie Federico, noi ritorniamo a 2 Carrare, chiedo scusa alla sindaca ma stiamo vedendo insomma in diretta quello che accade, torniamo a 2 Carrare dalla nostra Chiara Gaiani con Federico Cibotto perché sono arrivati appunto i vigili del fuoco con il gommone per salvare delle famiglie intrappolate dall'acqua. Sì Marta, buongiorno ancora. So che già avete fatto insomma l'arrivo dei vigili del fuoco, ve lo avevamo annunciato nel collegamento precedente, sono arrivati i vigili del soccorso fluviale, adesso stanno facendo un briefing con gli agenti della polizia locale, è presente anche un assessore del comune di 2 Carrare, l'assessore Favero, stanno cercando di capire quante persone ci sono lungo questa strada, ve lo ricordo, via strade interne e organizzare insomma eventuali richieste di aiuto che possono arrivare dalla popolazione. Nel frattempo vi diciamo che la signora anziana, che siamo sicuri abiti in quella casetta bianca, guardi, ve la facciamo, il collega Federico Cibotto adesso ve la fa vedere, sta bene, è stata raggiunta anche dalla figlia che, siccome si temono delle nuove precipitazioni per il pomeriggio, sarà accompagnata, pensate proprio, dall'assessore stesso nel comune di 2 Carrare per prendere poi dei sacchetti di sabbia per evitare che l'acqua possa crescere, perché l'acqua ce l'hanno in casa, ma crescere ulteriormente. Si sta provvedendo anche finalmente alla chiusura della strada. Vi dico che abbiamo assistito a delle scene di inciviltà che vi abbiamo raccontato in diretta e che sono continuate dopo, che davvero ci fanno riflettere e che io vorrei portare proprio all'attenzione di tutti. Se ci sono delle situazioni di emergenza, di pericolo, davvero proviamo a metterci anche nei panni degli altri. Ecco, direi che ringrazio per la collaborazione tecnica Federico Cibotto. Se ci sono degli ulteriori aggiornamenti vi chiederemo la linea. Grazie e buon lavoro ai colleghi della redazione di Padova. Sindaco Paola Roma, allora Ponte di Piave tira un sospiro di sollievo, purtroppo queste scene voi le avete viste.
anche tante volte. Sì, sicuramente, e infatti porto intanto la mia vicinanza non solo ai colleghi ma anche alle famiglie che stanno naturalmente avendo queste situazioni e tutte le forze che sono impegnate in queste, non solo i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, ma poi tutti i volontari, perché si apre veramente una grandissima macchina organizzativa rispetto a questo, e anche i sanitari. Credo che in situazioni come queste ci sono delle criticità che vanno anche oltre qualsiasi previsione, perché abbiamo visto anche i millimetri caduti in quel territorio, 170 millimetri, che sicuramente sono delle precipitazioni talmente abbondanti che portano in determinate situazioni, come ovviamente era previsto nel bollettino, non tanto una situazione di criticità come si pensava nella rete idraulica primaria, che invece è quella legata ai fiumi, ma nella rete idraulica secondaria, quella che naturalmente ha a che vedere sia con tutta la parte delle caditoie, quindi della parte delle acque bianche, ma poi acquedotto e fognatura, perché naturalmente sono tutta la situazione come ovviamente è capitato nel nostro territorio, visti le situazioni che sono verificate il 21 maggio con 80 mm di pioggia in 15 minuti. È chiaro che situazioni come queste mettono assieme anche tutta la parte legata alle reti dei consorzi di bonifica, perché è chiaro che ci sono i canali non solo consortili, ma poi ci sono poi tutte quegli altri canali che sono proprio legati alle acque, al piano delle acque delle amministrazioni comunali, ed è chiaro che nel momento in cui arrivano determinate situazioni è chiaro che le perturbazioni hanno preso veramente una situazione paradossale, perché anche nel nostro territorio ieri c'era una previsione dal bollettino CFD di arancione, quindi anche noi avevamo la stessa preoccupazione di poterci trovare all'interno di quella situazione di perturbazione. Quindi insomma la straordinarietà delle precipitazioni che ci sono talmente importanti, perché ripeto nel nostro territorio abbiamo visto appunto anche dai dati dell'ARPAV sono molto basse, perché hanno 14 mm per esempio nel caso del nostro comune, ma 170 mm nel comune di Mira fa pensare naturalmente a un quantitativo di precipitazioni che è ben difficile anche da individuare poi la situazione degli effetti al suolo, nonostante le amministrazioni, ripeto, facciano tutte quelle anche attività di pulizie delle caditoie, quegli interventi di normale amministrazione, ma poi ci sono anche le straordinarietà degli eventi che non sempre possono essere sicuramente considerate, ed è chiaro che anche in situazioni in cui entrano poi all'interno degli scantinati e ci sono anche dei sottopassi pedonali ma anche viari, dobbiamo anche avere quell'accortezza che quando le polizie locali e naturalmente i mezzi di soccorso mettono dei blocchi perché le persone non possono accedere e le macchine non accedono, è proprio per mettere in sicurezza tutti quanti, perché il rischio è proprio della vita delle persone. Quindi sicuramente una straordinarietà di eventi anche meteo che sempre di più ci fa pensare che in situazioni particolari è chiaro che ci sono anche degli interventi che difficilmente riusciamo a porre in essere, se non ovviamente con bacini di contenimento ed altre situazioni che normalmente ogni territorio attraverso la sua pianificazione del piano delle acque va ad individuare. È chiaro che stiamo parlando di reti idrauliche secondarie e non delle primarie, in quel caso parleremo proprio di esondazioni di fiumi e quindi in questo caso sono due aspetti diversi naturalmente. Certamente. In questo caso è la rete fognaria, diciamo, esatto, che non ha retto a una pioggia così forte e così intensa, e tra l'altro questo apre tutta una parentesi sulla adeguatezza dei sistemi fognari che noi abbiamo rispetto ad una situazione meteorologica che effettivamente è cambiata rispetto a quando sono stati costruiti queste reti fognarie di deflusso, insomma, delle acque meteoriche. Prima di continuare, magari poi parliamo anche nello specifico del Piave, ci richiede la nostra linea, la nostra Ilaria Marchiori, che sta girando per l'area di Mestre, una delle più colpite da questa ondata di maltempo. A te Ilaria, dove siete ora? Sì, eccoci qui Marta, ci siamo spostati nella zona di Campalto Favaro, un'altra zona che è stata pesantemente colpita, in particolare alcune vie, tra cui questa che è via Gobbi. Ci troviamo proprio qui di fronte a un panificio che adesso, come vedete, la situazione è tornata alla normalità, ma questa mattina se la sono vista parecchio brutta. Allora qui c'è il titolare, il signor Luca, che sta lavorando, per cui ci concede qualche minuto del suo tempo. Grazie Luca. Che cosa è successo questa mattina? Voi come vi siete trovati? Niente, quando erano attorno alle 7 ha cominciato a piovere abbastanza forte, la rete fognaria non riceveva e quindi ha cominciato a inondarsi fuori il piazzale
e poi ad ogni passaggio di una macchina o di un autobus faceva tipo un'onda e l'acqua ha cominciato ad entrare sempre di più e quindi mi sono trovato una decina di centimetri sotto acqua. Ecco. Avete subito danni? Allora, danni non molti perché io ho tutto sollevato da terra, a parte che adesso vedremo il mobilio nuovo della pasticceria, bar e del negozio che con l'acqua si avranno delle conseguenze. Ecco, lei però si sente di lanciare un appello, soprattutto in questo caso alle istituzioni. Sì, il mio appello è che noi ormai in questo paese piccolo siamo rimasti pochi negozi, cerchiamo anche di investire del denaro per tenersi sul mercato, però è già la seconda volta che succede questo e ricominciare sempre da capo demoralizza tutti quanti. Ecco. Anche perché non è la prima volta. No, infatti ho detto non è già la seconda volta e se continua così non so. Bene, grazie signor Luca, la lascio il suo lavoro, però nel frattempo qui è arrivato anche un altro commerciante, è arrivato il signor Piero, che è una colonna portante della zona di Favaro Veneto e Campalto. Salve Piero, lei sostiene che qui ci sia proprio un problema che vada affrontato a livello differente. Sì, allora diciamo che nel momento in cui piove ti rendi conto che l'emergenza c'è in tutto il territorio ovviamente, però appena smette ti rendi conto che effettivamente le problematiche non è su tutto il territorio ma diventa più puntuale, e abbiamo visto che sia in via Montecervino che in via Gobbi il rientro delle acque è stato molto più lungo. Difatti alle 11:30 avevamo ancora tantissima acqua sia su tutte e due le vie, quindi ritengo che sì, sia l'acqua che è stata molto importante come quantità, però ritengo che abbiamo anche un ulteriore problema sui sottoservizi, quindi o un problema di sottodimensionamento delle infrastrutture o un problema di intasamento delle linee, quindi ritengo che sia il caso di fare una verifica più precisa e puntuale per quanto riguarda questi punti più critici che abbiamo individuato. Ovviamente siamo vicini a loro, tutti quelli che hanno subito danni, perché ovviamente sia le attività ma anche i privati che hanno subito grossi problemi in tutta la via, quindi speriamo di risolvere il problema, che venga risolto in fretta. Ecco, avete sentito Marta, l'appello ancora una volta alle istituzioni, insomma, affinché si intervenga, perché gli eventi ormai meteorologici, lo sappiamo, stanno peggiorando, le piogge sono sempre più copiose e abbondanti, quindi gli interventi, come in questo caso in determinate zone, si rivelano più che mai fondamentali. Ringrazio ancora il signor Piero, qui da Campalto è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio per questa mattinata di reportage dalle zone che sono state maggiormente investite da questa ondata di maltempo. Sindaca, è un problema effettivo questo che veniva sottolineato anche dal commerciante. Sì, tra le altre cose una delle attività che anche sta facendo la nostra società PV Servizi è anche proprio quella legata al fatto proprio di verificare dove anche le gronde dei condomini vanno poi a scorrere, perché si rientra dentro all'interno della parte dei tombini delle acque meteoriche. Il problema non è che si risolva lì, anzi dovrebbe avere uno sbocco che permetta il normale afflusso, perché se i tombini nell'acqua del caditoio della parte stradale non ricevessero, allora davvero se ci fosse quel problema ci sarebbero insomma situazioni particolari. È chiaro che questo va inserito in una situazione di straordinarietà ovviamente degli eventi meteorologici e delle situazioni in cui si deve capire quali sono le opportunità da porre in essere, che possono essere legate naturalmente al piano delle acque che ogni comune ha all'interno del proprio territorio, e a quelle opportunità anche di creare dei bacini, anche di laminazione delle stesse, proprio per cercare di invasare in maniera da poter contenere questo. È chiaro che tutta la parte dei sottoservizi, calcoliamo che grandi sono anche gli investimenti che vengono fatti da parte delle nostre società che curano sia la parte dell'acquedotto che anche la parte della fognatura, anche per la parte della depurazione, perché teniamo presente che anche il depuratore deve continuare a funzionare nel momento in cui c'è anche un evento meteorologico di un certo tipo. In più, in certi casi ci sono anche dei sifoni che devono essere messi all'interno delle aree condominiali che permettano naturalmente
naturalmente il fatto che l'acqua non ritorni in su, perché anche questo è una cosa invece legata nella parte proprio dei condomini. Una serie di azioni che devono essere poste sicuramente in essere, ed è chiaro che l'unica cosa che naturalmente può regolamentare questo è attraverso un'operazione sinergica che naturalmente riguarda non solo gli scoli naturalmente comunali, la parte dei consorzi di bonifica e in maniera proprio più generale, proprio perché anche i fossati non è che c'è un blocco tra un comune e un altro, ecco perché i piani delle acque eccetera, la concertazione è fondamentale anche con i comuni limitrofi, perché è chiaro che se ci sono degli sbarramenti o delle situazioni in cui magari un comune è più basso in una frazione rispetto all'altro, l'acqua viene verso giù ed è chiaro che ci sono queste situazioni, quindi credo sicuramente da un certo punto di vista una situazione ben differente a quella che si viveva anni prima. Credo che queste situazioni di precipitazioni così importanti non ci siano mai state di queste tipologie, di questi eventi. E con questa frequenza. E con questa frequenza, perché appunto quella capitata per esempio delle bombe d'acqua nel nostro territorio era il 21 di maggio, siamo al 21 di agosto in una situazione di questo tipo, quando poi ricordo che naturalmente non si era abituati a vedere eventi di questo tipo, ed è chiaro che in tutto questo anche l'aspetto chiaramente ambientale è fondamentale, quindi anche tutta quella situazione di mitigazione che può essere fatta. La parte, ripeto, proprio di intervento anche in questo modo legata non solo alla parte, chiaro, della rete non solo acquedottistica, fognaria, ma anche naturalmente quella delle acque bianche, diventa fondamentale, però se in sinergia naturalmente con altri interventi che permettono anche in un certo tipo strutturali di fermare l'acqua con qualche bacino di contenimento. Questo diventa chiaramente fondamentale, soprattutto anche in casi in cui ci siano anche dei sottopassi che naturalmente vedono ancora di più una criticità nel momento in cui si invasa lì l'acqua e deve essere bloccata al transito alle persone e alle auto, proprio per garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone. È chiaro che qui stiamo parlando proprio di rete idraulica secondaria, quindi di una situazione che è legata proprio al territorio, ma che, ripeto, non può essere scollegata da tutti gli altri territori limitrofi, poiché anche i canali consortili hanno chiaramente delle aderenze, anche se presenti in territori limitrofi, anche nei comuni nei quali poi ci sono degli ulteriori fossati proprio di competenza del comune. Nei casi particolari poi chi ha anche delle criticità legate ovviamente alla rete idraulica primaria si trova anche con una situazione di fiumi che invece va gestita in una tutt'altra maniera, e in questo caso l'abbiamo però visto noi che nella situazione di maggio c'era previsto un'allerta anche per quello che significava il fiume Piave, poi per fortuna non è stato così, però voglio dire, vedere un bollettino meteorologico che ti dà una situazione anche di criticità eventualmente anche sulla rete idraulica primaria in un periodo in cui non eravamo abituati a vederlo, quanto di più invece verso ottobre, fine settembre, ottobre, nella zona per esempio golenale, è chiaro che ci sono sempre degli indicatori differenti che danno ovviamente delle criticità che devono essere prese insieme, ma naturalmente assieme a più enti. È chiaro che se un comune limitrofo fa un intervento di un'opera idraulica è importante che quello vicino sappia che tipo di opera viene fatta, anche perché si potrebbe trovare all'interno del proprio piano con delle difficoltà anche nella gestione stessa. Certo, ritornando al discorso del bacino di laminazione a cui lei accennava prima, sappiamo che è una questione aperta da tanti anni, anche perché quello del Piave, l'hanno detto proprio recentemente in occasione della partenza dei lavori a Fontanelle del bacino di laminazione del Monticano, l'hanno detto sia il presidente Zaia sia l'assessore Bottacin, quella del Piave continua a rimanere una situazione aperta e di grande preoccupazione anche. Certo, moltissimo, e infatti oltre agli interventi per i quali appunto ringrazio l'intervento che è stato fatto dal presidente Zaia, proprio legato come commissario legato al VAIA, sono stati 2.700.000 euro legati a monte e 2.700.000 a valle dei ponti sul fiume Piave, proprio per creare una situazione di rialzo arginale e di sistemazione proprio legata a questo. Gli interventi che vengono posti in essere anche di manutenzione, quindi dello spostamento del materiale litoide dal corso del fiume, del togliere naturalmente le alberature che creerebbero quell'effetto diga che porterebbe dall'altra parte alla morte delle persone
persone, e chiaramente questi sono interventi di ordinaria amministrazione, ma quelli di straordinaria amministrazione diventano chiaramente questi bacini di laminazione, che è chiaro che nella situazione del 66 le rotte arginali sono avvenute tutte a monte di Ponte di Piave, quindi significa anche decessi di persone chiaramente sopra il nostro comune. È chiaro che un intervento costituito da questi bacini di laminazione permette di naturalmente raggruppare le acque, come dicevo prima, e lo sappiamo benissimo perché avviene anche nelle lottizzazioni in cui i comuni si trovano adesso ad eseguire nuove lottizzazioni. Deve essere previsto un luogo dove ci siano appunto le acque che vanno ovviamente a confluire in quel punto, e questi bacini di laminazione chiaramente servono per contenere l'acqua e portarla giù gradualmente. Nel caso del fiume Piave a Ponte di Piave, tra le altre cose, cambia il suo corso da fiume torrentizio, diventa poi fluviale. In questa situazione, avendo proprio la conformazione di un imbuto, poi gradualmente l'acqua scende verso la zona del Veneziano fino ad arrivare poi a Cortellazzo e quindi scendere in mare. In questa situazione è chiaro che abbiamo diversi influssi, e il primo di tutti che ci dobbiamo porre ovviamente attenzione è l'incolumità delle persone, perché tutti quanti noi siamo chiamati a rispondere dell'incolumità delle persone. Quindi nel momento in cui ci sono degli interventi strutturali, e questo c'è l'autorità di bacino che è il Ministero dell'Ambiente sul territorio, che all'interno del proprio piano rischio alluvioni ha inserito come primissima opera questa, ed è chiaramente il commissario che è stato individuato nell'autorità di bacino, la dottoressa Collaizzi. Sono delle opere che servono per mettere in sicurezza le persone, le famiglie, che chiaramente, voglio dire, a suo tempo non è stato possibile spostare le persone da quell'area in un'altra area. Abbiamo cercato anche noi come comune di dare delle risposte alle famiglie, siamo riusciti a farlo in alcuni casi, ma chiaramente il numero delle persone che abita lì e anche di una certa età, è chiaro che c'è una difficoltà poi, perché soprattutto va trovata un'altra dimora a queste persone. Quindi credo che questi interventi, che sono fondamentali proprio per laminare l'acqua in più punti in maniera che arrivi gradualmente, diventano fondamentali. È chiaro che in questa parte idraulica questi sono aspetti fondamentali per i quali il nostro comune, come altri territori, sono diventati di colorazione rossa, perfino nel centro del paese e nelle situazioni delle zone industriali, dove invece le aziende dovrebbero naturalmente lavorare al proprio interno. Invece questo non è possibile, perché il rischio è talmente alto che non permette nemmeno alle aziende che hanno il loro luogo deputato, che è la zona industriale, di poter completare, magari assumere persone eccetera, proprio perché ci troviamo in questa situazione. Ma si farà allora secondo lei questo bacino? Perché ne abbiamo parlato tante volte, c'è l'opposizione dei comuni dell'area che è stata individuata, che è quella delle Grave di Ciano, ora c'è un commissario appunto come lei diceva, cosa succederà? Guardi, io credo che l'incolumità delle persone è la priorità che tutti quanti noi abbiamo e sulla quale rispondiamo anche personalmente nei confronti dei nostri cittadini e anche sulle morti di persone. Quindi credo che questo, che è stato individuato come punto fondamentale dall'autorità di bacino, che naturalmente rappresenta il Ministero dell'Ambiente sul nostro territorio, e quindi ci sono persone competenti che hanno dato delle indicazioni su dove intervenire, credo che in questo caso l'incolumità delle persone umane venga prima sicuramente di un tutt'altro aspetto che possiamo comunque tutelare rispetto con il contratto di fiume, che sia la parte ambientale, solo lavorando insieme, ma naturalmente ricordando che lo scopo principale è l'incolumità delle persone. Ecco, abbiamo ancora davvero pochi minuti. C'è un'altra questione che non esula da quello di cui stiamo parlando in questo momento, che però è sicuramente di grande interesse, credo anche per le famiglie, per i genitori che ci stanno ascoltando da casa in questo momento, visto che ormai non manca molto al riavvio delle lezioni nelle scuole, ed è un aspetto del quale abbiamo tanto parlato anche nel corso dei nostri telegiornali, quello dell'utilizzo dello smartphone nelle scuole. Quali sono le indicazioni, quali sono le novità, Sindaco? Allora, già nel 2024, per l'anno scolastico 2024-2025, per le scuole secondarie di primo grado, quindi le ex scuole medie come le chiamavamo, il ministro Valditara ha dato una circolare, una disposizione nella quale naturalmente il divieto di utilizzo degli smartphone durante la scuola, durante il periodo scolare, durante le ore di scuola, proprio tranne quei casi che siano
siano legati per le persone con disabilità al progetto educativo individualizzato, oppure pensiamo per esempio a quei casi di esigenze personali come può per esempio essere quei ragazzi che per naturalmente controllare la glicemia hanno necessità di poter avere tutto quanto collegato naturalmente allo smartphone, proprio per questo controllo che può esserci anche da remoto. Dall'altra parte è ulteriormente quest'anno, proprio a luglio, è uscita un'altra circolare che invece riguarda le scuole secondarie di secondo grado, quindi gli istituti superiori, cosa che diventa naturalmente fondamentale perché comunque dal punto di vista della tutela dei ragazzi che hanno bisogni educativi speciali o naturalmente legati al proprio piano educativo individualizzato non va a ledere nulla di questo e va a dare anche naturalmente una continuità in questo, però dall'altra parte permette naturalmente anche alla stessa offerta formativa scolastica che viene data di poterla fare in maniera naturalmente più serena senza la necessità di avere questo. Voglio ricordare anche quindi che il registro anche alle superiori del cellulare in classe. Con questo ultimo provvedimento sì, e quindi alle scuole chiaramente nelle modalità operative e nella circolare del Ministero si dice che sarà individuato da parte del dirigente scolastico la modalità operativa, che sia norma di etti o quant'altro, insomma, per permettere questo, ma sicuramente diventa fondamentale proprio perché viene garantito il diritto delle persone che hanno la necessità di doverlo avere e viene garantita dall'altra parte una continuità e anche un'offerta formativa e scolastica fondamentale. Voglio ricordare che questo diventa anche fondamentale anche per tutte quelle attività che vengono poste proprio in essere, proprio riguardanti anche i ragazzi che hanno dei bisogni educativi individualizzati particolari, che quindi hanno la necessità di queste strumentazioni e che diventano adeguate per questo. Io credo che in questo senso sia naturalmente un passaggio che è iniziato naturalmente dal ciclo lo scorso anno anche delle scuole primarie, ma anche naturalmente della scuola secondaria di primo grado, arrivando quest'anno a questo, e sicuramente credo sia anche fondamentale per permettere anche per quel che riguarda insomma il registro elettronico comunque di avere la tranquillità che naturalmente questo comunque continua ad essere utilizzato da parte dei docenti nell'inserire i voti dei ragazzi, ma comunque viene prevista, come è stata prevista per i ragazzi lo scorso anno, la possibilità comunque di scrittura dei voti all'interno del proprio diario e anche insomma tutto il resto della parte relativa ai compiti. Sicuramente credo un passo importante perché preserva e dà i mezzi comunque tecnologici a persone che hanno bisogni educativi particolari, ma dall'altra parte va anche a tutelare i ragazzi in quelle ore in cui sono nella loro presenza all'interno della propria classe con i propri compagni, passando naturalmente anche quel periodo che sono all'interno della propria classe come gruppo naturalmente, che diventa fondamentale anche per tutto il resto insomma della didattica. E anche per prevenire tanti episodi di bullismo che purtroppo abbiamo visto vengono spesso anche documentati proprio dal uso del cellulare a scuola. È finito il tempo a nostra disposizione di questa prima edizione, ringrazio la sindaca di Ponte di Piave Paola Roma, grazie a tutti voi per averci seguito, un buon pomeriggio, vi ricordo subito dopo la sigla l'appuntamento con le previsioni del tempo, il nostro meteo con appunto le previsioni sul nord-est per le prossime ore. A tutti un buon pomeriggio.